presentato la nuova squadra di giunta. Sì, cominciamo da fra 6 minuti la prima giunta informale, nel senso che non delibereremo ma prenderemo visione delle cose più importanti che sono sul tappeto assieme al segretario e al vice segretario del comune. Allora è iniziato il cambiamento di rotta, il cambiamento di rotta? Sì, è cambiato il sindaco, è cambiata integralmente la compagine amministrativa, sono cambiati quasi tutti i consiglieri comunali, speriamo di riuscire a cambiare anche Vittoria. Quali saranno le prime trasformazioni? Abbiamo già cominciato con parlare in maniera seria con chi sta operando in Piazza Meschio e stamattina con l'ANAS per vedere effettivamente lo stato dell'arte. Siamo in attesa, così come l'ANAS, della sentenza del TAR che dovrebbe uscire a breve per capire come muoverci. C'è una novità, il primo consiglio comunale dove verrà fatto? Sabato 28 alle 9 di mattina al Museo della Battaglia nella Sala della Vittoria, il 28 giugno è il giorno dell'attentato di Sarajevo, di Princip, per cui intendiamo anche poi successivamente al Consiglio Comunale, quindi alle 11 nella chiesetta di San Paoletto che è attigua al Museo anzi fa parte di fatto del Museo della Battaglia, ricordare anche questo evento. Cominceremo cercando di valorizzare uno dei luoghi che Vittorio merita di vedere valorizzato. Aperto alla cittadinanza? Certo, anche con le riprese audio e televisive.